Il secondo ballo dal ritmo gioioso, dal ritmo allegro, ballo currente. Privilegiati testimoni di queste bellissime melodie, perché anche i balli a volte rappresentano le melodie dei nostri popoli e attraverso il ballo arriva anche il riscatto di molte comunità che legano veramente il passato a questi gesti e che vorremmo che non morissero mai. E Bottita, grazie anche al gruppo folk Gocille, anche se giovane come formazione, vuole raccontare quanto veramente questa gente sia l'anima di tanta bella compostezza e di tanta umiltà, che riesce a trasmettere quelle emozioni e quelle suggestioni che solo i giovani riescono a darci. Grazie veramente, questo grido di sopravvivenza arrivi a tutti quanti noi, perché la Sardegna ha bisogno non solo di zio Nicola, ma ha bisogno soprattutto del domani, del futuro, e il futuro lo si costruisce anche grazie a questi gesti che arrivano da Bottita e dal gruppo folk Gocille. Applauso e grazie ad Andrea Morretta.
Zelda, che io erroneamente ho pronunciato con 2 R. Non c'è niente, ci vedremo più tardi per continuare a fare festa. Nel 2005